Settima giornata nel campionato Berretti, il Padova dopo 2 sconfitte consecutive vuole tornare a far punti e alla Piani ospita il Forlì che come i biancoscudati è fermo a quota 6 in classifica. Padova che parte benissimo e dopo 2 minuti sblocca già la gara con questo colpo di testa di Nodim sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Forse la deviazione decisiva è quella del portiere De Gori, ma fatto sta che il Padova va subito in vantaggio 1-0, continua ad attaccare anche se si rende protagonista di questo svarione difensivo con Nagy che sbaglia il rinvio, parte veloce il contropiede del Forlì, è tutto solo Nisi davanti a De Bastiani ma sbaglia con il sinistro, scampato il pericolo e ancora Padova con questa grande accelerazione di Nodim, il tiro respinto, poi rischia quasi l'autogol il Forlì che non libera bene, il pallone arriva a Cisco con il sinistro, la palla però termina fuori, ancora Padova, ancora sulla sinistra, servizio per Bahirov che entra in area, il tiro deviato che poi sfiora la traversa, è un Padova che meriterebbe la rete del 2-0 per come riesce a distendersi in contropiede sfruttando soprattutto queste accelerazioni di Cisco che se ne va via questa volta sulla sinistra, il suo tiro deviato dal portiere in calcio d'angolo, è però un blackout quello che avvolge i biancoscudati nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo e così ne approfitta il Forlì che trova il pareggio con questo destro al volo di Nisi su un'azione dalla destra, rivediamo troppo libero qua il Forlì di agire, Nisi con il destro trova l'angolino, siamo al 34esimo e poi al 41esimo un'azione simile, il gol però è bellissimo con questo sinistro al volo di Battistini che brucia così De Bastiani, veramente un gol d'applausi questo con cui il Forlì riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio 2-1, una punizione troppo severa per un Padova che continua ad attaccare anche nel secondo tempo, Nagy prova a fare tutto da solo, poi serve Salata con il destro, sfiora il palo, ancora biancoscudati, Cisco ne salta 2, Nagy è tutto solo ma calcia addosso al portiere, che occasione sprecata qua dal Padova che però non demorde, attacca ancora con queste grandissime accelerazioni di Cisco, entra in area di rigore, poi il tiro di Bahirov respinto, ancora Nagy e qua è sfortunato il Padova che non riesce a trovare il pareggio e si espone anche poi ai contropiede del Forlì che prima va vicino al 3-1 con Nisi, bravo De Bastiani a deviare in angolo ma poi il Forlì lo trova anche il 3-1, qua è fortunato Gimelli che entra in area di rigore, beffa De Bastiani sul primo palo, 3-1 per il Forlì, a segno anche il terzino Gimelli, una mazzata troppo pesante per il Padova che cerca quantomeno di riaprire la partita. E ci riesce anche al 37esimo minuto, c'è questa azione sulla sinistra, il cross di Marian e proprio Gimelli nel tentativo di liberare l'area di rigore combina un bel pasticcio, infila la propria porta con il sinistro, rivediamo questo autogol che dà al Padova la speranza di trovare il pareggio negli ultimi minuti, attacca a testa bassa la formazione biancoscudata e nel recupero va vicinissimo al pareggio, tiro cross di Cisco, non ci arriva però Bairo, finisce quindi 3-2 per il Forlì che spugna la Piani, una punizione troppo pesante per il Padova che proverà a rifarsi la settimana prossima quando sarà in campo ancora in via Carducci contro la San Benedettese.